Passaggio della campana ieri al Lions Club Agrigento Valle dei Templi tra l'uscente Gioacchino Cimino e il nuovo presidente Gaetano Salemi. Una cerimonia eseguita alla presenza delle massime autorità lionistiche, tra cui Giuseppe Caramazza, presidente di zona 26 anno 23-24, Simona Iannicelli, presidente 10ª circoscrizione, Francesco Pira, nuovo presidente zona 26, il secondo governatore distrettuale Walter Giuseppe Buscemi. Quindi il saluto ai presenti da parte del sindaco di Realmonte Lattuca. Nel corso della cerimonia il presidente uscente Cimino ha illustrato le tante attività sociali svolte nel corso dell'anno sociale 23-24, quindi l'ingresso di 3 nuovi soci, Giuseppina Maragliano, Gabriella Miceli e Lillo Montaperto, a seguire riconoscimenti speciali, Melvi Jones ai soci, i Chevron, i tre premi per i service donati al club. Quindi il discorso di insediamento del nuovo presidente Salemi. Ha concluso i lavori il secondo vicegovernatore Walter Giuseppe Buscema. Come si affronta, la vita del club con questo nuovo impegno? Io innanzitutto auguro a tutto il Lions Club Agrigento Valle dei Templi un anno sociale proficuo. Secondo la traccia che c'è stata già negli altri anni, è un club molto presente nel territorio e che ha lasciato il segno con numerosi service, in particolare service di solidarietà verso persone che hanno bisogno. È un club in cui c'è anche molta armonia fra i soci, è un club anche in crescita, associativa con altri soci che hanno aderito, e quindi ritengo che questo club possa essere sulla buona strada per essere sempre più presente nel territorio. Come vicegovernatore invece? Come vicegovernatore comincia il mio percorso per essere fra 2 anni governatore del distretto, quindi è una fase in cui si gira per il distretto per conoscere i 119 club e anche per ascoltare quelle che sono le esigenze sia dei nostri soci che anche dei territori, per sempre affinare l'efficacia del nostro servizio. Un anno sociale che è terminato e nel suo intervento abbiamo visto tantissime iniziative e anche molta commozione. Ecco, lascia con rimpianto, Presidente Cimino. Sì, finalmente siamo arrivati al termine di questo splendido anno sociale lionistico che si è contraddistinto perché il nostro è stato un anno vicino alla gente bisognosa, un anno ricco di tanti eventi come quelli che abbiamo fatto al Teatro Pirandello con una raccolta fondi di $7.000 donati per la ricerca sul cancro infantile, e questo ha costituito a far sì che è stato riconosciuto da parte del Lions International di 6 ben premi prestigiosi come i Melvi Jones che sono stati donati ai soci meritevoli di questo prestigioso premio. Ringrazio tutti i soci per avermi collaborato in tutto questo anno stupendo lionistico, il mio staff condotto da persone veramente in gamba e stimate da parte mia, e che dire, ringrazio ancora tutti i soci per aver fatto sì che questo anno abbia avuto un successo non del tutto indifferente. Lei ha ricevuto anche un riconoscimento per i suoi 20 anni di lionismo? Sì, quest'anno ho compiuto 20 anni di iscrizione al Lions, e questo ci consente di avere una premialità chiamata Chevron per l'anzianità proprio sul club di appartenenza al Lions Club International. Neopresidente del Lions Agrigento Valle dei Templi, ecco, con quale spirito affronta questo nuovo mandato, Presidente? Con i migliori propositi e lo spirito di chi vuole realmente e concretamente realizzare attività di servizio dirette principalmente e concretamente a chi ha bisogno nel nostro territorio e nella nostra comunità. Il nostro club è abituato da anni ormai a realizzare queste attività e cercando di stare vicino veramente a chi ha bisogno.
anno. Iniziamo questo anno sociale su questo solco, vogliamo tracciare lo stesso cammino e speriamo di fare sempre. Un club che cresce con l'ammissione anche di nuovi soci? Assolutamente sì, questa sera abbiamo avuto il piacere e il privilegio di avere tra noi nuovi soci, la dottoressa Maria Gabriella Miceli e il dottore Calogero Montaperto, nonché la professoressa Giuseppina Maragliano. Li abbiamo accolti nella nostra grande famiglia. Il nostro è un club che cresce costantemente, nell'arco di 5 anni è raddoppiato il numero e speriamo questo anno, abbiamo già avuto un buon inizio, speriamo ancora di moltiplicare i soci.